Si attendeva la conferma da un giorno all'altro, adesso è ufficiale. È stata formalizzata l'assegnazione dei lavori per l'illuminazione dello stadio Esseneto. Sarà infatti il consorzio Stabile Phoenix, con sede a Bologna, che ha designato come consorziata esecutrice la Altea SRL di Favara e per un importo correlativo ribasso ammontante a circa 652.729 euro e finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 2012-2027. I lavori previsti prevedono un sistema nuovo di illuminazione a LED per campo e tribune, tecnologia domotica per la gestione dei consumi, impianto fotovoltaico con accumulo, impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria e quindi un efficientamento dell'irrigazione del terreno di gioco. L'incarico di collaudo è stato affidato all'ingegnere Raffaele Adorno. Il progetto complessivo, finanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato Infrastrutture e Mobilità, è stato inserito nella delibera CIPES e l'importo totale è stato suddiviso in più annualità fino al 2029 con quote che garantiscono la piena copertura delle spese di lavoro, direzione lavori, sicurezza, collaudi e oneri vari. L'intervento rappresenta una svolta attesa da tempo per lo Stadio Seneto, che da anni necessitava di un impianto di illuminazione adeguato per ospitare gare serali e relative manifestazioni. L'opera, oltre a migliorare la fruibilità della struttura, punta a ridurre i consumi energetici e a garantire una gestione moderna e sostenibile dell'impianto sportivo più importante della città. I lavori dovrebbero iniziare nel breve giro di qualche mese.